vorrei che entrassimo nel clima della giornata dedicata a Nino Costa e prima di tutto vorrei ringraziare la Fondazione Università della Terza Età che ha subito accettato, mettendo a disposizione lo spazio generosamente, di ricordare a 80 anni dalla morte Nino Costa. Il tema l'abbiamo intitolato Il poeta delle nuvole e oggi per fortuna c'è un gran sole e devo dirvi che quando ero per strada, io sono di Moncaglieri, dicevo ma in nera anche come scausi, e invece ci scusiamo per tutte le persone che sono rimaste in piedi e purtroppo il successo e mi fa molto piacere che in questa città sempre più smemorata siate venuti in così tanti, avete in così tanti accolto l'invito a ricordare il nostro grande poeta proprio di Torino. Non so se voi avete mai visto il monumento dedicato a Nino Costa. Andando giù in Corso Vittorio, un po' prima del ponte, lì c'è il monumento, che era una città quando sapeva ancora ricordare le sue figure. Noi, come Centro Studi Piemontesi, Cadre Studi Piemontesi, ovviamente cerchiamo di fare tutto quello che possiamo per la memoria e per trasmettere la memoria alle generazioni future, e Nino Costa è sicuramente una delle figure importanti e la vostra presenza lo testimonia. Devo anche salutare a nome di Franca Viglongo che come tutti quelli che si sono un minimo occupati di poesia piemontese sanno, è l'editore, la Viglongo è l'editore di tutte le opere di tutte le poesie di Nino Costa. Purtroppo aveva dei problemi di salute e oggi non può essere presente. Ci avviamo via via secondo una scaletta che darà molta voce alla poesia, perché a volte troppe parole non servono, e cominciamo proprio con dar voce alla poesia. Mario Brusa. Al fil d'or. S'la trama baravantana, mes cutun e mes alana, della mia povera vita vana, aien fil d'or che s'angrana, parei, lunghe fin come in cavei. Né l'usagi allo frusta, né il malheur allo scianca, quando che la fede manca e l'anima sdesgusta, che la resiste, pi fort che il destin e la morte. Mentre la vita passa un po' mera, un po' d'usa, s'asfila la cimusa, la costura sdeslassa e tutta tinta avaria. Ma la trama ordinaria, pisatia, piraira, che il tempo accusa ed escus, m'incantante s'asciaira col fil precius, calus, e abbasta da chi è il sul, perdeia la stoffa grossera, n'aria sgnura, leggera, bien at finesset sul, come la primavera, fiorias na padrol. Chi che l'avrà stermalo, chi che l'avrà mescialo tra il cutun e la lana, col fil d'or che s'angrana, parei, lunghe fin come in cavei. Va sapei. Voglio ricordare che oltre a tutta l'opera di Nino Costa, Giovanni Tesio, per i tipi del Centro Studi Piemontesi, ha curato questa antologia Poeta in Piemontese dal Novecento ai giorni nostri, in cui la presenza di Nino Costa fa un po' da introduzione a tutta la letteratura piemontese dal Novecento ai giorni nostri. Prego Giovanni. Intanto per precisare che la cura di questa antologia non è soltanto mia, ma è anche della dottoressa Albina Malerba che vi ha appena parlato, giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare. Nino Costa, Torino, 28 giugno 1886, Torino, 5 novembre 1945. Nino Costa si può considerare per eccellenza
il poeta di Torino e del Piemonte, il più conosciuto, sicuramente il più amato, e ne recano testimonianza le tante vie, le tante scuole che sono state dedicate a lui nella nostra città e nelle città e nei paesi circonvicini. Nato in Palazzo Paesana, ed è sintomatico perché Palazzo Paesana affaccia sulla piazza dell'Obelisco, dove sono scolpiti tutti i paesi del Piemonte, morto in via Giacomo Bove, in Crocetta, quindi siamo in prossimità del luogo dove è mancato, al numero 14 di via Giacomo Bove, un marmo, l'iscrizione di Terenzio Grandi, un lombardo torinese di grande umanità a sua volta, che ha lavorato molto a Torino, dà testimonianza della sua laboriosa, cordiale, ma sempre discreta vita, vissuta da uomo probo, da cittadino innamorato, da poeta che non blaga, che non esibisce e soprattutto che non presume di sé. La poesia di Nino Costa ha affascinato persone di più varia cultura e di più diversa estrazione. La grana forte piano della sua oralità, di cui sentiremo sicuramente questa grana dalla voce di Mario Brusa, ha saputo toccare i cuori e elementi tanto del popolano che si è riconosciuto e si riconosce in uno dei più cangianti aspetti del suo dittato, e vorrei che proprio nella parola dittato resistesse il senso del dittare dantesco, vale a dire del parlare interiore, del parlare che dalla nostra profondità ci invita, ci necessita a dire, a parlare, come accade soltanto naturalmente ai poeti come Nino Costa. Del resto, in una poesia, detto molto bene, Belesì, Bin Rangià, Salmet Aulin, Dante, Leopardi, Foscolo, l'Abate Parini, tutte quelle teste mate di poeta Campiasu e che i bin. Sono i classici su cui naturalmente Costa si è documentato e su cui si è allevato. Tanto del popolano, dicevo, quanto dell'intellettuale e del critico, cui tocca collocare la sua poesia nel tempo, dandole il posto ragionevole che le spetta, secondo quella distanza necessaria a un'equilibrata valutazione storico-letteraria, che è quella che abbiamo dato nella nostra antologia. Costa al primo posto perché è il primo che, per così dire, trasporta la poesia ancora ottocentesca in un ambito pienamente novecentesco. Tra i grandi estimatori, e lo dico semplicemente come aneddoto, ma come aneddoto molto significativo, estraendo da una bibliografia sicuramente non esile, perché molti su di lui hanno scritto, voglio qui almeno ricordare Luigi Einaudi, che nel 1955, era appunto un decennale dalla morte di Nino Costa, scrisse un'intensa presentazione della raccolta completa delle poesie di Costa, intrapresa dalle edizioni del Cenacolo, che faceva capo a Giacomo Negri. Mi piace ricordarle queste figure che hanno rappresentato qualcosa nella nostra città e che sono state tutto sommato abbastanza dimenticate. Un'edizione indubbiamente criticabile, si badi bene, che Andrea Viglongo, che è stato poi l'editore di Costa, non mancò di criticare. E tuttavia un'edizione a suo modo certamente non disutile. Si fa presto a criticare, e il problema vero è quello del fare. È importante fare e poi anche subire le critiche, essere pronti alle critiche che chiunque di noi possono fare a ciò che noi facciamo. Ma non posso non fare anche subito il nome di uno dei maestri miei, che è Riccardo Massano, è stato professore di letteratura italiana nella nostra università, che di Costa è stato sicuramente l'interprete più congeniale, certo il più provveduto. Lui a tenere la Lectio Magistralis per il trentennale della morte di Costa, dunque nel 1975, adesso siamo nel 2025, a Palazzo Madama in questo caso, la casa dei secoli per dirla alla maniera di Gozzano. Ben lieto, naturalmente, che tocchi a me il compito di ricordare quest'altro anniversario in una sede che io considero non meno prestigiosa, che è questa sede, che è la sede dell'Educatore della Provvidenza, in cui abita la terza età, a cui ho imparato ad essere molto molto affezionato. Anche a questa signora che mi sta di fronte, che a volte mi fa anche un po'
arrabbiare, ma di cui sono profondamente amico. Detto questo, vorrei ancora aggiungere brevissimamente una considerazione. Costa è un poeta di corde interiori e per lui potrei convocare un'immagine che mi sembra appropriata. Magari diventerà anche poi un corso della terza età, chi lo sa mai. L'immagine della pratica giapponese del kintsugi. L'oro che fa delle cose rotte, delle cose che rinascono a nuova vita. Ecco, Costa per me è colui che con il suo filo d'oro, che Mario Brusa ci ha appena letto, il filo d'oro della poesia, mette insieme i cocci che siamo. Noi non siamo così integri come presumiamo a volte di essere. Siamo dei frammenti, siamo dei pezzi, le parti separate delle nostre vite frammentate, ricreando in noi la virtù di quell'autoriflessione a cui la poesia ci conduce, e la poesia di Costa in particolare ci conduce, che ci rende migliori, non più ignoti a noi stessi, non più dispersi, ma ripristinati e dunque rinnovati nell'ascolto della poesia. E questo per me fondamentalmente è tutto. Sunt la duia piemontesa, versa ancora l'onca tresta, dopo l'ultima batosta, dopo l'ultima tempesta, dal vinet che disbuttiavo quan calera al dì della festa, chi ne beivu na cupà. Da quel tempo che robe nuove poc per volta son frustase, che persone erano sema che poi dopo son separase, e che file a teste alte son ventate le teste basse, ma il vinet le nen cambià. Guarda un po' come che sguarna ciaire san, fine sincer, come scappa dant la buta che fris ant al bicer, quasi quasi che sdiria che la mactira lo ier dalle crote del bonfrà. Versa pura senza gena, le pan vinca dalla testa, la sapura che n'arlegra e che buta al cœur in festa, se la duia l'un po' frusta, le però una duia onesta. Giuntie la duia la nostra ca, e giuntie insieme alle memorie del buon tempo che le passaie, le miserie, le baldorie, le stracchesse, le battaglie, le passion che s'anviscavo come il feu dalle buscaie, le speranze e illusion, e i suris che termulavo sulle buchine muscatele, e i basin che vendemmiavo sotto il brumbo delle tirele, e le cose antiche triste, le cose antiche belle, chi n'ha faso una canzone. E cantumla ancora una volta con la bella compagnia, con la voce che trova ancora le volate d'allegria, mentre fora, a mesa l'ombra, e la morte che fa la spia, appena lì, dirà il cantun. Ma sai, guardumla in faccia, suma gente di buona rasa, si che fa, se gli anni a corso, se la vita nostra passa, l'ume forse il San Pimaire, la caviera minusciasa, ma il cassiot, l'è sempre buon. Una canzone della nostra terra fa pigoi che una cucarda, quei che dunga la despresia, ma l'anima bastarda. Noi che siamo ad Marca Franca, la cantuma la gugliarda, con una fiamma andrenta ioi. E antra tanti gran spunto, ent le vigne i branca butu, ent le caie le maraie che travaglio e che discuto, niune temme che s'asperdo, quando che pare a sta guciuto, san cammino i nostri fiei. Ecco, questa era la Cupà di Nino Costa, che nella traduzione di Riccardo Massano, come avete visto, è stata tradotta Beviamo amici. In realtà è un po' nella tradizione anche della Cupo Santo mistragliano, è proprio il brindisi tra le persone che si vogliono bene, e l'immagine più bella è proprio questa, che speriamo di poter continuare a dire quando il pare sta gociuto, san cammino i nostri fioi. Darei ancora la parola a Giovanni per alcuni altri temi e poi avremo ancora delle poesie. Abbiamo naturalmente deciso di non fare una lezione accademica su Nino Costa, ma di dire due cose che in qualche modo lo inquadrino e diano almeno la suggestione di una conoscenza che sicuramente andrà alimentata dalla lettura diretta delle poesie di Costa, che si possono trovare con grande facilità. E dunque io farò ancora due osservazioni, perché il Costa che abbiamo sentito da Mario Brusa, in questo caso nella Cupà,
che è una canzone vinoira, come si dice. Sì, è una canzone di vino, una canzone da vino, una canzone che unisce, che congiunge, che attraverso l'emblema del vino congiunge un'intera regione. Ecco, dicevo, avrete sicuramente avvertito che rispetto alla prima poesia, quella del Filo d'Oro, indubbiamente c'è un cambio di registro, un cambio di tono, il che significa che in Costa esistono queste due nature. Esiste la natura più epica ed esiste la natura più interiore, più lirica, diciamola in questa maniera. Dirò due cose soltanto a questo proposito. La prima, Costa è un poeta del quale generalmente si dice il poeta di Torino, abbiamo visto che è nato e morto a Torino, e per il quale si deve aggiungere del Piemonte. Aveva radici sia canavesane sia monferrine. Non è un'etichetta sbagliata, anche se di per sé non dice tutto. Poeta di Torino e del Piemonte, perché ha cantato tanto la città quanto la regione, i monumenti, le vicissitudini, i cosiddetti valori, in senso molto lato l'identità, che è una parola difficile di cui ci riempiamo troppo spesso la bocca e che un grande intellettuale torinese mi ha insegnato, di cui mi ha insegnato anche un poco a diffidare. Qui abbiamo il figlio che è Andrea Bobbio e parlo naturalmente per questo di Norberto Bobbio. Siamo molto contenti che in qualche modo Norberto Bobbio, attraverso uno dei suoi figli, sia qui tra noi. Le sue sono di fatto quelle che i classici chiamano etopee, sono epopee morali, questo è in definitiva quello che possiamo dire. Ritratto vivido dell'ethos, etica e antropologia congiunte di un luogo, di un ben preciso luogo, che ha la sua storia, che ha i suoi valori, che ha i suoi riferimenti. E tutto questo in Costa c'è. E nelle poesie che Brusa, o in quella in particolare che Brusa ci ha appena letto, Costa è pienamente rappresentato, ma sarà pienamente rappresentato anche in un'altra poesia a sfondo più religioso, che è naturalmente la Consulà, che Brusa ci leggerà dopo. La seconda cosa che voglio dire, e poi chiudo, è che Costa è un poeta ponte, è veramente un poeta ponte. Che cosa significa dire di Costa che è un poeta ponte? Significa che traghetta l'Otto nel Novecento, come ho già sottolineato prima. Significa che ha ancora un tempo e tempo di vivere in un tempo in cui il dialetto, nelle sue varietà, è ancora vivo, anche se già un poco contaminato, meno genuino si dice, perché l'italiano sta facendo, giustamente, ben inteso, il suo corso. Viriglio, Alberto Viriglio, che è uno dei poeti, diciamo, più popolari della nostra tradizione poetica, spiega bene questa situazione nel suo libro Come si parla a Torino, pubblicato sullo scorcio dell'Ottocento. E in questo libro indica appunto la perdita di autenticità che oramai il piemontese viene a poco, e torno a sottolineare, giustamente a subire. Io dico sempre che nelle condizioni migliori è così bello possedere tanto l'italiano quanto il piemontese, a parità evidentemente di grado, di affezione e di possibilità. In altre parole, il dialetto in quel momento storico è ancora lì e il poeta che lo adotta è il poeta che se lo porta a spalla e dà voce a un tempo. Ma Costa è un poeta ponte anche per un'altra ragione, perché nella sua poesia sperimenta, e lo diceva già Pacot, Pinin Pacot, l'altro grande poeta del nostro primo Novecento, sperimenta tutte le forme della poesia che si è espressa in piemontese prima di lui, almeno dal Settecento in poi, le prova tutte. E dunque potremmo anche dire che è un poeta sperimentale, un poeta dunque che dà voce in re, cioè nel suo stile, nella sua scrittura, nella sua parola viva, nel tessuto vivo della sua poesia, a una tradizione tutt'altro che trascurabile, tutt'altro che scritta soltanto per scommessa.
E il piemontese ha attestati che risalgono addirittura al XIII secolo e che via via attraverso i secoli arriva fino a noi. E non è una letteratura, una poesia di secondo ordine o di secondo grado, diremmo con un linguaggio sportivo di serie B, tutt'altro. Bisogna semplicemente imparare a conoscerla. Grazie. La consulà alla mamma e padre Umberto Costa. Randa di rastei la turrumana, ultima vanx di un'epoca destisa, con un'aria serietà tutta nostrana, la consolare lì, bassa e massissa, senza spatuoso, come una brava mare che ha fastidi grossi per la famiglia e attenda conto le sue memorie care, ma vuol non essere più, ad longa sia. Davanti a chi la ed masnaca curu, duvriere capassu e azzartu i rette, pover cacciamo, preive cadescuru, e le veie cavendo le candlette. So ciucheli dausin, ombra severa delle glorie e delle passioni di un'altra età, che la guerna la cruz e la bandiera, fedel come entropiedi tempo passà, ades clemrivei, tutt'un amanda, azzurra dal mondo, al son le sue campane, come una vusca prega e s'arcomanda per tutte quante le miserie umane. E sta piazzetta, con società in bras, la madonnina bianca sulla colonna, guardando in giù la gente che fa fracas, ha un sorriso da mamma e da Madonna. Ma appena entrante la bella cesa, resta come sesida in senza confusione, un odor d'incenso e fiurca dalla testa, un'aria di lusso, di mistero e di devozione. Asturna senta in fondo la coscienza per tanti pochi la superbia anchita, che è quei d'un pin su la nostra scienza, che è quei cosa pi ad pin su la nostra vita. Is ricordum al nostro bel templo lontan, quando camminavo sia benedizione, che nostra mamma natnesia per man e sud vus an fasia di iurazione, e come entlurant la capella sombra, laggiù tra mesa e due ceirin, ma smia cassenta, chiusune d'ant'lumbra, le due regine inginocchiate ausin. Oh, come resto le memorie fisse di impressioni e di sogni della prima età, e tante fiamme che son già destisse, ma col ceirin laggiù, stessa pa. E prei del gunin che s'astranzia tacca la mamma, piada sburdiment, e spalancava io quando vedia la Madonna vestia d'oro e d'argente, l'om d'ades, che le franche desgenà, aguarda con l'antica meraviglia le ricassei tesor della gran città, posa davanti all'umiltà Maria. Ma il cœur della povera gente, faita la bunga, de quei fetlan e di paltot cotun, che disso da stermà la sua curunga, e quando prego in tincantun, alle innensi, alle anticuridur sotto le volte freide patanue, as le muraie senza in color tramesa i vot delle grazie ricevute. Poveri quadret, da povera galleria, storia di malheur, da fan e da spavent, chi se ve brut e piena di poesia, chi se ve goff e piena di sentiment. Sotto le vostre planche primitive, e per buon senso che drintan liber gross, e la speranza che da forza vive finché restuma su questo mondo banos. Ave Maria, quanche nos cœur acciama e i San Giuta fan grop drinta la gula, ti, Madonna, tu impregna mamma, e ciascuna campasia e can consola. Tu ti nome da te, povere signor, ignorante sapient, giornote vei, quanche l'ombra della morte o del dolor han fa tourner per un moment fra te. Id mostrum ampiuran le nostre cruz, e contuma i malheur le nostre cap, per chi t'angiute con tuo cœur pietus, o Vergine Maria della Consolà, e ti, Madonna, stella della matin, conforta e dispera, mare no Signor, ti das a tutti una fervaia bin, una splua da speranza e un poc d'amor. A trovo aiutanti, quando che t'invoco, con le lacrime io senza impostura, tanta la paesana carabasta e soco, come la signora che ven si in vitura. A s'ingenuio sì, sulla stessa banca, e ti guarda con lo stesso sorriso, la monighetta con la scuffia bianca e la cocotte con gli scarpin d'arnis. E a s'arcomando ti antiure tempesta, quando che la cioca dal malheur assunga,
la verdurera con la sciarpa in testa e la regina con la sua corona. Ave Maria, dalle ciaburne veie casaro le caneire, i burghi a stras, dai bei palaz che guardon vers le leie, dan Valdoc, dal Seraglio e dai Mulas, dal Burgat Po fin alle Basse d'Ora, dalla Crusetta al Parc del Valentin, e tut Turin che prega e che t'adora, e tut Turin che conta i suoi sagrin. O protrettrist la nostra antica razza, chiudisne ti finché la morte ampia. Come l'acqua d'un fiume la vita passa, ma ti, Madonna, i treste. Ave Maria. La Consulà è un classico e mi dà l'occasione non di aggiungere cose a quanto ha detto il professor Tesio. Penso che l'invito a leggere la poesia di Costa o ascoltarla, perché è una poesia che è bello ascoltare. Poi adesso con questi mezzi possiamo anche avere la traduzione per chi ha più difficoltà a capire bene il piemontese. Abbiamo ancora scelto 2 poesie perché la manifestazione di oggi ha voluto avere anche un risvolto più popolare, nel senso appunto di stare insieme e dopo ci sarà a seguire a ritmo stretto il corpo musicale di Barbania diretto da Paolo Storti. E non è un caso, è perché anni fa, quando c'era ancora Celestina Costa, la figlia di Nino Costa, che tanto ha fatto per mantenere viva la memoria del padre, avevamo organizzato con Barbania e soprattutto con il corpo musicale una serie di manifestazioni, ed è stato proprio Paolo Storti che mi telefona a fine anno 2024 e mi dice: ma guarda che in Australia sono 80 anni dalla morte, noi verremo a essi e se feve che cosa. E quindi in chiusura, non essendoci Franca Viglongo, diranno 2 parole Paolo Storti e credo la vice sindaco di Barbania, che invito a prepararsi. Diranno alcune cose perché sono poesie musicate di Nino Costa, cioè non è una banda che si esibisce così, è strettamente legato a Nino Costa. Se appunto qualcuno dice a Paolo Storti di prepararsi, e Giovanni Tesio ha citato Luigi Einaudi, io voglio citare Papa Francesco, che era innamorato delle poesie di Nino Costa, se le ricordava a memoria, le citava, tant'è vero che è capitato sia a Giovanni Tesio che a me che i giornalisti a telefonavo «Covel di lì, chi a lei?» ecco, e a soccorrerli per dire «no, guardi che è un verso della poesia di Nino Costa». Quindi lui, emigrato o figlio di emigranti, portava dentro il piemontese. A proposito di identità, ecco, la lingua fa molto identità, portava dentro il piemontese e se lo ricordava a memoria. Io ricordo bene quando è venuto a Torino che proprio in Piazza Vittorio a un certo punto lui ha citato La Rassa Nostrana, una poesia di Nino Costa che adesso Mario Brusa ci legge. Rassa Nostrana, ai piemontesi che travaglio fuori l'Italia. Dritte sincer cosa che son as mio, teste quadre, puls ferme, fidi san. A parlo poc, ma a san cosa che dio. Belle che marcio ad asi, avan lontan.
Saraie, Muradur, Sternighin, Minore, Campagnin, Saron e Fre, sei pias gargarisè quai butat vin, e gnun che bagna il nas per travagliare. Gent cad mercanda, nen tempe sudur, raza nostrana libera e testarda, tutto il mondo a conosci che son lor, e quando capasso tutto il mondo e guarda. Biund canavesan con gli color del ciel, robuste e fier parei di socastei, montagnar valdustanda in ner da sel, mascia della valsusa, dur come martei, face delle langhe, robbia d'allegria, ferlingot desciulà di pian vers leis, e bieleis trafigun pian d'energia che per conosce i vastetani e meis. Gente atcuni pazienta e un po' dasianta, calà le scarpe grosse e il cervel fin, e gente monfringa che parlando canta, camusa, frisa, bei, come il sovin. Tutto il Piemonte che va a cercare il pan, tutto il Piemonte con sua parlata fiera, che le battaglie dal tramvai, dal travaglio man, a ten auta la fronte e la bandiera. O bionde gran pianure dell'Argentina, fasende del Brasil perse in campagna, i sente mai passare in aria monfringa o il ritornel di una canzone montagna? Mine della Francia, mine dell'Alemagna, che il fiume sercia in gir parei na frangia, voi altri per dis lo guadagna, nostro verrier, cul toccat pan che mangia. Qualche volta a turno, e i soldi vansat buon giusto, e rendo un ciabutin o un tocca a terra. E l'ora anlevo le sue fiette zuste, e fiulastron che avran vinciù la guerra. Ma pid le volte una stagione perdua, una freo o un malheur del suo mestè, aianciò da una tomba patanua, spersa in camposanto furestè. Ancora una poesia. Beh, voglio salutare la presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo. Con lei condividiamo la grande passione per l'Argentina, perché chi è stato anche solo una volta in Argentina e ha conosciuto le comunità piemontesi di Argentina non può che poi commuoversi quando ascolta la poesia di Nino Costa, perché proprio l'idea del Camposanto. Però c'è anche un altro pensiero, che è questo: i nostri che sono morti là, che sono stati sepolti là, ci sono dei cimiteri, c'è questo cimitero del campo di San Francisco, che è una cosa emozionante al massimo, in questo silenzio della pampa, qualcosa, e tutti i nomi piemontesi. Però quando i nostri che sono morti lì, sono sepolti lì, hanno benedetto quella terra che è diventata terra dei piemontesi e quindi anche terra nostra. Ci avviamo alla conclusione di questa prima parte e lo vogliamo fare con la poesia Nivule, che è quella in parte citata nel monumento a Nino Costa, che vedete, che è detto, a cui noi ci siamo ispirati per dare il titolo di questo incontro, Il poeta delle nivole. Prego. Lo sai come che attirare nans la barsica, na frisa bin, e è sempre da giustrè. Son pro convint che per salvesse l'anima, un por cristiano la muto bin da fe. Dubito pa che una questione politica l'abbia pizzus che il vol d'un parpaiun, che in biedda mila va la pinna lagrima e in sacca biava me che una canzone. Ma il buon signor alla pavor sui fei uomini tutti d'una pasta e tutti d'un color. La colpa sua se gli ideai delle rundule son differenti dai sogni d'un artaior. È giusto che sia chi che s'argira e a traffica per fare il soldo che per un bindel, ma mi cosa vuole? Non piace guardare le nivole che vanno attraverso il cielo. Nivole grandi, nivole lontane, feie disperse in cerca d'impastur, montagne fioca, frange d'or, fontane, bambasine, pisetta, pisat fiur, mentre mancante e l'anima leggera s'aslanzan l'aria in su, sempre più in su, ma smia chi torna bravo come chi era, chi trova ancora il cœur che l'hai perdu, ma smia chi sente le canzoni più belle, quelle chi penso e chi sei neanche a te. Forse voi altre nivole sorelle lo sever mi rigreta andò a calè.
mantan chi guardo il vent come un radunga e il sul che fa piefeu come in brasè, sì che non fa se gli altri fanno fortuna, se un passo mi danno, se mi lascio nadere. Quando che arriverà l'ora più grande, l'ultima, e canciamran l'on che l'hai fatta bel, mi rispondrai che lei guarda le nuvole che van attraverso il cielo. Grazie a Mario Brusa. Naturalmente sono tantissime le poesie di Nino Costa, tutte molto belle, e potremo farne una lettura incredibile, però chiamerei per introdurre il corpo musicale che canterà e suonerà sui testi di Nino Costa, Paolo Storti, e non so il nome, quindi ecco, Maria Costantino, prego, così ci presentano i pezzi che faranno fuori, e poi tutti fuori. Vieni. Allora, io porto volentieri il saluto dell'amministrazione comunale di Barbania, del mio sindaco e di tutti i miei colleghi. Sono molto fiera di essere qui oggi proprio perché il corpo musicale di Barbania per noi è grande, è tutto. Il maestro Paolo Storti è molto legato anche a Nino Costa, con Celestina Costa c'era quasi un legame di fratellanza. Paolo ha musicato alcune poesie proprio di Nino Costa. Per me Nino Costa, quando leggo Nino Costa mi porta all'infanzia, perché io ho frequentato le scuole elementari a Cirié, ho avuto la fortuna di avere un insegnante che tutte le settimane ci leggeva una poesia di Nino Costa in piemontese, poi lo traduceva per chi non lo capiva, e quindi mi fa ritornare bambina. Per me è il pittore delle parole, perché riesce a far sognare, a rappresentare dei momenti della vita quotidiana in quadri, secondo me. E quindi quando ho saputo da Paolo di questo invito ho ripreso il mio cofanetto di poesie e sono andata a rivederle. E proprio quando è stata letta la poesia della Consulà, cioè ti rivedi, no? Proprio l'ambiente, non è solo la rappresentazione di una chiesa, sono dei momenti, dei luoghi, e quindi ti sembra di leggere un quadro. Molto bello. Oggi avrete, spero, il piacere di sentire la nostra banda musicale. Lascio adesso la parola al maestro Paolo Storti, che vi dice quali poesie ha musicato e ci ricorda. Io ho anche avuto la fortuna di suonarle in tempi quando ero un po' più giovane, adesso non suono più nella banda, però sono molto affezionata, e abbiamo suonato anche quando è stata inaugurata la piazza Nino Costa qui a Torino. Grazie Maria. Vi faremo ascoltare fuori, appunto nel cortile, verranno presentate poi da me con una brevissima introduzione, perché tutte le poesie poi magari non ve le ricordate più. Sono 9 pezzi, 9 poesie tratte dalle musiche di Nino Costa, 7, 2 inedite e 7 molto conosciute. Inizieremo con la Canaveis, che Nino Costa appunto era di Cirié, della nostra zona, andremo avanti con Mare Granda, Lubiot, la Madonna di Soldà, non siamo riusciti a musicarla, quindi non la leggeremo fuori, poi la Caramella e il Ciculatin, e infine due inediti, la Tabacchina e la Marcia di Cuscrit, che la Tabacchina, la Celestina Costa mi aveva dato un foglietto che dice: forte questa roba qui, l'ha scritto mio papà, e io l'ho musicata. La Marcia di Cuscrit, le parole non è sicuro, ma
Celestina sosteneva che le aveva scritte suo papà. Ogni pezzo verrà leggermente presentato, abbiamo dal microfono fuori, così o su ogni pezzo ricordate poi un po' la musica. Canteremo anche un piccolo ritornello, non in tutti i brani ma in 7 brani, così una piccola strofetta di parole, perché chiaramente non siamo un coro, quindi è un po' difficile, siamo una banda musicale, però se uno un po' la presentazione, un po' con qualche battuta cantata, ha più l'idea di quello che è il pezzo di Nino Costa. Grazie, vi aspettiamo fuori. Ambientata nelle Langhe o nel Astigiano, insomma, la poesia Mare Grande descrive la vecchia storia di questi posti come una donna, la nonna, che comanda tutto lei, gestisce la cascina e non gli scappa ancora nulla. Questo carattere rude, triste, un po' così, però brutalmente viene poi finito quando va a dormire nella notte. Prima di inginocchiarsi ricorda tutta la sua figliulanza, come si chiama. Alla sera, nella sua stanza, quando prega in ginocchio, tutta quanta la fiulanza al suo posto in orazione. Un per un, a Iarcumanda, Mare Grande. Buon ascolto.
Pulcit Lubiot Bosc alla Cassigna, per me era un cantun del paradis. Ricordo un prades da tua facina che si stermava dare i brumbut vis. Entramessa le ciucchette e i rosmarin, tua bella buca cavoriat basin. Oh ninin, 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 eccetera, eccetera. Questa Ninin era la fidanzata di Nino Costa, che poi non si è sposato con lei, si è sposato con un'altra. Infatti la moglie, la Celestina, dice sempre mia mamma, tutte le volte che mio papà andava a recitare le poesie, sempre questa qua, Ninin, ma sempre con questa poesia da Ninin a Deudì, cioè era un po', non dico gelosa, però insomma. E poi descrive tutta la loro vita, il suo Mallubiote, e alla fine non è molto gentile, secondo me, Costa come finisce con lei, perché poi la definisce ad estiz una signora un po' passia, non è molto bella da dire una donna, insomma. Poi lui è un po' più riservato e mi purtroppo sono più in giù note, cioè io le passia, in giù note, insomma. L'età d'amour, l'età da poesia, alla restas nell'ansi Mallubiot, entramessa le ciucchette e i rosmarin, che l'hanno sentito le sciop di Tobasin. Con un valzer lento che si adatta a questa poesia, anche perché una volta nel valzer lento si potevano già toccare un po', adesso non hanno più bisogno del valzer lento, chiaramente i ragazzi, però è anche adatto a questa poesia. Buon ascolto, Lubiot.
La marcia del Troupier. Il Troupier è un fante che il poeta Nino Costi immagina che possa camminare nella storia del Piemonte, dalle origini avanti, fino al 1919, quando è stata scritta la poesia. Si sentiranno quindi 8 frammenti di brani storici, a partire dalle trombe romane fino al Piave. I brani infine verranno tutti mescolati tra di loro, cioè tutta una mescolanza di brani, perché la storia si ripete. Purtroppo non ce ne ricordiamo molte volte, però è così. E infine, nel 19, la poesia finisce «Adesso il Troupier a marca al pas a Sporzuria perché la marcia all'ancora non finia». Forse persino un triste presagio della Seconda Guerra Mondiale. Buon ascolto, la marcia del Troupier. per domani che me la sa ancora fare una o due. Poi boh. Allora la tabacchina
è riferito a una signora che tanti anni fa, quando comandavano le donne, meno male adesso non è più così, non gli andava mai bene niente, e le parole sono poi inedite. Il brano che dicevo dentro, che non è nei libri di Nino Costa, ma l'ha scritto lui. E quindi la tabacchina va mai ben niente, col povroma sapinen come fe. La tabacchina. Vediamo se ci fa per finire la marcia dei coscritti piemontesi, e poi altrimenti se si mette a piovere smettiamo. Grazie a tutti, grazie all'Albina che non so dove sia, comunque è qua. Ciao Albina, grazie a tutti, e non lascia neanche finire. Allora facciamo la marcia dei coscritti piemontesi sperando ci conceda ancora 3 minuti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Mi è spiaciuto perché devo dire.
Happy